Bene ragazzi, questo è il terzo capitolo della storia. Dalla bruscia passiamo al barman. Una Siamo noce solo di in coccola due vuoi? oggi. No, grazie. Appena cenato. Sì, Lallo ci ha Siamo mollato. in Bene. due. Insomma, speriamo di andare bene lo stesso. Buona visione. Al carriglione. Vai, voti lei. Narratore leggendario. Sono pezzi del bruscio. About time someone took care of that rotten bag of bones. Brizzy ha fatto anche She used to brutta drink here fine. in my tavern when she was alive. I mean, I always looked forward to those nights she arrived, all gold and glamour. I was just a girl then, of course. She used to tell such stories, all about where she'd been and the adventures she'd had. I'd write them all down, add pictures, and dream that I was sailing to those places too. Dad told me not to listen. No La gola truth secca, ever rolled ragazza. off a pirate's tongue, he'd say. But kids have to believe in something, don't they? You need heroes to help you grow up. But in the end, I realized two things. Briggsy was a liar, and she was gone. Worse than gone, she'd become another rotten skelly lord, plundering and scaring decent folks. Hey, take my book if you think it'll help. I just wish there was more to it than a bunch of made-up stories. Still, if it does lead you anywhere interesting, come back and tell me about it. I want some real adventures to write about. Vabbè. Ok. Aveva una bella voce questa baldracca. Ah, questo è scritto da bambini. Babbuini? 4 anni e mezzo. Erano amici con Nostro Brixie. isola. Sud-ovest dobbiamo andare. Ok, Un casino questa il libro mappa. è bello, bello tosto. Lungo? Eh sì. Scendiamo giù. Mi sembra che dobbiamo andare a sud-ovest in questa isola con un arco, una faccia mostruosa. Quindi si va a sud-ovest. Un'isola mostruosa. Quindi prima isola dovrebbe essere questa. La vedi la pancia già? Magari è quella. Sì, boh. si vede la pancia, forse. Togliamo? Stai già togliendo? Sì. Che in due è proprio veloce togliere davvero. Dobbiamo entrarci dentro. Senza chiedere il permesso. Devo togliere vela o ce la fai bene così? Inizia a togliere, dai. A metà? Togli tutto, tanto entriamo uguale. Entriamo e scendiamo. Sì. Ok.
se bisogna entrare da qua. Nel senso, salire sulla cima del... Siamo sulla pancia. Salire qua, mi sa. Proviamo. Poi qui. Poi ancora più su. Qui ci sono i polli. Proviamo ancora più su. Ci dividiamo, io vado a destra. Il libro che dice? Una volta che arriviamo qua su dobbiamo prendere un ponte. Un ponte che deve essere... non lo vedo. C'è un posto che dice che è caldo. Cosa Sì. sarà? Ho fatto una gemma qua. La butto giù in acqua. Ci arriverà. Merda, ci sono andato io in acqua. La metto in nave. Tenete. Trovato nulla. No. Qua c'è un ponte. Allora quello devi prendere. Qua c'è un ponticello. E dov'è? Ce ne sono almeno due, credo. Ah, uno è quello, dice, no? Sì. C'era una cascata nel disegno, no? Ci sta che è quello. E poi un po' caldo. Questo. Un po' caldo, perché dice che è un po' caldo? Cosa ci dovrebbe essere qua? Forse qua sotto. No. Queste luci? Siamo arrivati. No. Lassù. Cioè, Dove sei andato? praticamente mi sono incastrato. Si è bloccato tutto e mi ha fatto ripartire dalla barca.
Io provo da qua giù. Ah, forse è qui un po' caldo qui. Ah, le due teste. Forse è qui. E poi vieni qua. Giri a testa. Qui. Giri a testa, ci sono le tre teste. E poi cosa fai? Scavi qua? Sì. Cavo della corona scoperta. Era come l'altra, la prima o la seconda missione, nelle tre teste dove c'è il mistero. Cavo E della quindi corona. dovevamo sapere che erano le 3 teste. Lo vedi che te le mette? Ha fatto il percorso. Mi ha portato lì. Vabbè, ora passiamo alla seconda parte. Lo vedi, praticamente passavi qua un po' caldo, c'erano le due teste, poi continui dritto, devi girare a destra, nel disegno ci sono le tre teste. Ecco. Magari scappiamo, no? Quindi la chiave erano le 3 teste. Tutto in acqua. Puff. Ok. Amici spaventosi. Dove stiamo andando? Tree Rock Island. Tree Rock. Mm. Quasi a Tree Rock. Ok, Tree Rock è quella, quindi in teoria iniziamo a girare a est. A meno che non sia quella là. Che cazzo è quello non lo so. A est c'è quella lì. Questi scogli ci sono. Come Però, si chiamano? ok, est. Poi verso sud. Proviamo in quest'isola qua, dai. Liar's Backbone. Questa che c'è di fronte. Come dicevi tu. E poi proviamo nell'altra, quella lì a destra. Vediamo un po' com'è la situazione qua. Eppure secondo me è quell'altra. Quale? Quindi il fuoco è lì. Lui si mangia la punta della barca. E poi si corica tra due rocce. Magari sono quelle. Sono le rocce dove. Metto. Queste due saranno. La punta della barca l'hai vista? Sì. Ma è fuori. Io non ti vedo a te. Io sono fuori. Sei fuori. Vabbè, allora
la risoluzione. Boh. Continua a seguire, c'è la punta della Allora, barca. la Quindi punta della barca. Ok. il mostro lo vedi? Sì, è sopra la barca. No, come sopra la barca? Sta mangiando la punta il mostro. No, no, più in fondo. Ma lo scheletro enorme, dici? Sì. Ok, sì. Cioè, ci sono delle rocce, prova in mezzo a quelle due. Ho provato tra due. Provo qua sotto lo scheletro. Diciamo che dove dormiva lì, magari è proprio quel mostro. Perché dice c'è la punta della barca e l'hai trovata. Dovrebbe essere quella. Sì, ok, ma no. Non c'è niente. Ok, Deve però stare è lì. sopra lo scheletro. Però come ci arrivi? Qua c'è un altro capitano. Prova proprio sotto, prova a scavare sotto Sì, quel... sì, sì. E niente. No. Più che altro dal disegno sembra sopra. Il disegno sembra sopra, sì. Però ovviamente... Come ci sale qua? E se anche ci sale, cosa c'è? Oh cazzo. Sta tornando la barca. Duale. Oh, l'ho trovato, è sopra. Chiave Ok. del calice. Come chiave? No, non prendere... hai preso una chiave, un'altra chiave. Quello che dovevo prendere. Era sopra, sì. Vengo in barca. Se riesco. Dici abbiamo preso tutto, un'altra chiave, 2 chiavi abbiamo. Evidentemente erano dei Forse chiavoni. ancora. Allora, torna e poi ce ne andiamo, sono qua davanti a noi. Proviamo ad andare a Paradise Spring. Vado a ovest, penso che sia a ovest. Paradise. Ok. Barnacole qua. Sì, tutto a ovest. Le missioni piano piano diventano sempre più difficili comunque, non Sì. crederti che sono... Segno tutte e due. C'è prima Barnacle. Però qua dice Paradise, la segna come prima. Noi dobbiamo saltare. Viva, troppi cattivoni. Non so. Tutti e due le dobbiamo fare. Forse sì. Abbiamo 2 chiavi.
Allora, probabilmente è tra queste due isole, Paradise e Barnacle. Quindi proveremo ad andare lì. Allora, questa è l'isola. E abbiamo questo barchino. Che si fa? Si fa due botte? Minchia, a sto punto dopo un casino abbiamo due chiavi. Lo so. Se le perdiamo, faccio entrare a te, io giro. Prova a entrarci, dici? Devi beccare una cascata e entrarci. Loro hanno tolto anche le vele. Magari non sono proprio interessati a noi. Dai, ok. Proverò a entrarci io. Ok, proveremo a cercare questa cascata. C'è roba in acqua qua. A pesca. Subito un bel capitano. Per il momento mi sa che lo evitiamo. Ma no, dai. Siamo a livello 99. Metto un teschio qua in spiaggia. C'è anche un bel forziere. Allora, dicevamo. Quindi, in teoria ci dovrebbe essere una cascata e poi un ingresso. Una cascata. Sì, mi ricordo che c'era qualcosa del genere. Allora, qua c'è una grotta. Un po' di scheletri. Ok, cascata dovrebbe essere questa. Quindi in teoria io dovrei... C'è la cascata poi. C'è uno scarafaggio. E qua è uno scarafaggio. Allora, qua serve una chiave per sbloccare. Probabilmente qua. Abbiamo una chiave dello scarafaggio. No, chiave del calice e chiave della corona. Eh. Boh, sarà una corona allora. Non ho idea. Qua c'è il posto per una chiave. Vieni a prenderla. È chiave oppure quello del... No, è quello della statuetta. Forse non c'entra niente, vero? No, non c'entra un cazzo. Ah, così. Quindi tu devi beccare lo scarabeo e continuare ad andare. Poi entri dentro un'altra... Scarabeo. E continuiamo ad andare. Entri in una zona buia, perché dice buio. Lì è proprio buio. Ok, qua c'è una zona buia. Entro qua. E poi dovresti beccare delle scale e uscire e continuare dritto. È di nuovo buio. Allora, qua c'è una salita. Scale ne hai? Sì, salita c'è e poi con scale. sì. Vai, Ci vai. sono. Allora dovresti uscire fuori, continui e entri in un'altra zona buia e poi due ponti. Ok, da qua entro in un'altra zona buia, giusto?
Sì, e poi ti dovresti buttare da lì, quindi dovresti uscire dal... Adesso ora vengo. vediamo. Io sto continuando a salire e c'è un'altra caverna qua, probabilmente è questa. Sì, è buio. Sì, è buio. Continua, continua. Dovresti beccare 2 ponticelli ora. Allora, se vado a destra esco subito. No. Proviamo ad andare qua. Ok, primo ponte. Secondo ponte. E poi che faccio? E non hai trovato una mazza? No. Ho fatto 2 ponti, fai vedere. Salita. Ponte, ponte. Ponente, ponte. E poi ci dovrebbe essere il tesoro, cazzo. Prova a Siamo sicuri che ci scavare, dovrebbe allora. essere il tesoro. No, non lo so. Dobbiamo Tra l'altro scavare loro qua. che cazzo di... Sì, c'è il tesoro alla fine del secondo ponte. Sarà sepolto. Eccolo, peccato. Veloce che c'è una barca, tolto le vele sta nascondendo lì. Ok, abbiamo il tesoro. Anzi, il forziere. Io da qua mi spiatello giù. Ci provo, va. Aia. Ok, abbiamo il forziere. Ok, Ancient Spire dobbiamo riportarlo. Ancient Spire. Abbiamo un brigantino che ci vuole seguire. Quindi devi andare a est. Apri, apri. Allora, questo forziere, chiavi necessarie per aprire, quindi proviamo. Chiave della corona. Una. E poi chiave del calice. 2. Ascolta, questi qua ci vogliono rompere i coglioni. Vieni un po' qui. Abbiamo una passerella di legno intagliata. Lisa, vieni, vieni, ci stanno attaccando. Gli faccio un'azione. Prendi il timone. Vai, vai. Siamo in missione, ragazzi, ci dovete rompere. Vediamo un po'. Ok, abbiamo un checkpoint. Ottimo. Ok, ora mi ci butta. Aspetta un secondo. Tutto è finito, no? Sì, abbiamo finito il libro e c'è questa tavoletta Andiamo a parlare con la tipa e vediamo cosa ci e c'è dice. scritto anche MTO dietro. Ah, Oppure no, M10, altro che M10, MTO, dobbiamo dai. andare a M10. Sì, M10. Quindi non c'è rimasto nulla. No, andiamo a M10, dimmi un po' dove andare. Un po' la vela davanti per prendere velocità. Allora, sì, dall'altra parte forse combacia. Sì, sicuramente la fai combaciare e ti dirà ti tira fuori qualche indizio. Questo. Allora, proviamo a far combaciare. Che magari dalla riva non c'hai spazio per farlo. Infatti sto cercando un posto. Forse da queste roccette qua. Proviamo da qua.
Allora, proviamo da qui. Da qua sembra più o meno. Ah. Se fa devi poi scavare nel quadrato in basso a destra. Forse sì, ci siamo. Questo è così. Ok. Quindi se è così. Ma lo vedi il quadrato in basso a destra, il chest? Ok. Scava lì. Quindi dai, sarà più o meno così. Allora. Ok, non qua. Beccato. Vengo a raccattarti. E ora bisogna riportarlo. Torna Sì. ad Atasha, sì. Ok, torniamo ad Atasha. Allora, portiamo la corona antica. Allora, portiamo la corona antica all'avamposto. Vabbè, mi attracco, va. Vai, vai. Magari sta in barca e controlla. Sì, sta arrivando quello là. Ok, ci siamo. Ecco te. Tutta This tua. crown. It's the one from Brixie's stories. I can't believe it. Invece devi She was crederci. telling the truth after all. It is even more beautiful than I dreamed it would be. I guess Brixie really was a great adventurer before the curse. And you know, maybe it doesn't matter if everything she said was true. The dreams she left me were real. And those are what matter most. I miss those dreams. The world wants us to grow up so fast, but being able to see every day like it's an adventure, we only learn that when we're young. I reckon that's something worth holding on to. You know what? There are still a few pages left. Space enough for me to add stories of my own. This tavern was Dad's dream, not mine. I'm gonna do it. Raise some coin, find a sloop, and live my own adventures, just like you and Brixie. I'll clean up the relic you found and pass it on to your mysterious friend. Maybe next time we meet, we'll be out there, in the Sea of Thieves. Bene. Completato.